4.890 interventi totali, dei quali 1.800 in occasione di incendi ed esplosioni, 450 di incidenti stradali, 50 recuperi di dispersi o infortunati, 300 interventi per il rifornimento idrico, 3 in aeroporti e porti, 2037 di varia natura. Sono i numeri dell'intensa attività svolta nel corso dell'ultimo anno dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Nuoro e dei suoi 5 distaccamenti dislocati sul territorio. Numeri che sono stati riassunti ieri dal comandante provinciale, l'ingegner Fabio Sasso, in occasione della festa di Santa Barbara, patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Una ricorrenza molto sentita dai pompieri e dai loro familiari che hanno partecipato alla Santa Messa celebrata nella palestra della caserma di via Pertini a Nuoro. Una celebrazione eucaristica officiata da padre Gianluca Spione, parroco dei Salesiani. Al solenne pontificale hanno preso parte le autorità civili e militari della provincia, tanti vigili del fuoco in servizio e una rappresentanza dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo. La Santa Messa è stata animata dal coro Giorgio Mazzini, diretto dal maestro Sandro Pisano. Come vuole la tradizione, l'altare è stata sormontata da una croce realizzata con gli strumenti di lavoro dei Vigili del Fuoco, quelli che utilizzano quotidianamente per soccorrere i cittadini in difficoltà. Una croce che ha supportato la statua di Santa Barbara. Una missione è quella dei Vigili del Fuoco che spesso travalica i doveri propri di istituto che numeri importanti freddamente non riescono a raccontare. Una dedizione riconosciuta dai cittadini dal momento che i Vigili del Fuoco sono sempre in testa alle graduatorie di gradimento da parte degli italiani. Oltre agli impegni strettamente operativi, i Vigili del Fuoco hanno evaso anche 700 pratiche sul fronte dell'attività di prevenzione incendi. Intensa anche l'attività addestrativa con 9 corsi provinciali in cui hanno partecipato 97 vigili. Al termine della cerimonia sono state conferite le onorificenze. A 4 vigili è stata assegnata la croce di anzianità per aver prestato effettivo lodevole servizio per 15 anni, mentre ad altri 6 pompieri è stato consegnato il diploma di lodevole servizio.